E noi ci siamo accorti perché abbiamo visto che la parte del cortile davanti era ceduta, cioè le nostre macchine praticamente vedevamo le targhe alte, si erano inclinate perché ha ceduto il muro. Una voragine, le auto inclinate, è lo scenario che i residenti di via Calle Curta a Monteviale si sono trovati davanti stamattina per lo smottamento che ha interessato la parte del terreno sottostante al cortile di una delle abitazioni. Il cedimento, complici le piogge di questi giorni, terreno che rischia di precipitare su un cantiere sottostante dove sono in corso i lavori per la costruzione di un nuovo edificio. Nessun danno, alle persone e le auto parcheggiate nel cortile sono state ancorate e recuperate con il carro attrezzi. Fortunatamente abbiamo chiamato il carro attrezzi e le hanno evacuate, sono riusciti a portarle fuori. Un po' di danni, una perché era messa un po' storta, quindi hanno dovuto trainarla di brutto, però perlomeno si sono salvate. Dalle 9:30 del mattino l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri, sopralluogo di sindaco, tecnici comunali e del geologo per monitorare e verificare la stabilità dell'area franata che è stata transennata. A preoccupare anche la posizione di un palo dell'Enel pericolante per il cedimento. È stato provvisoriamente ancorato fino all'arrivo dei tecnici che hanno provveduto a staccare i collegamenti elettrici. Attualmente sono stati attivati i gruppi elettrogeni per servire 30 famiglie. Disposto lo sgombero già in mattinata per le famiglie che sono state allontanate momentaneamente dalle case per permettere le operazioni di messa in sicurezza che procedono. Ci hanno messo in allarme, però evacuazione ancora no. Siamo 3 famiglie che abitiamo qua e 2 famiglie che abitano sulla casa sottostante la nostra lì.